Covid e infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del Veneto. I dati forniti dal Ministero dell'Interno parlano di 31 milioni di euro di beni di provenienza illecita sequestrati in regione dal 2019 ad oggi e di 11 milioni confiscati. Numeri che rispondono ad un'interrogazione parlamentare dell'onorevole veneziano, membro della Commissione antimafia Nicola Pellicani. Per questo ho fatto un'interrogazione al Ministro dell'Interno per chiedere che, soprattutto con un interessamento relativo al Veneto orientale, dopo l'inchiesta su Eraclea, perché non è solo Eraclea ma tutto il litorale ovviamente che è interessato al fenomeno, come è già emerso dalle inchieste. Mi riferisco in particolare a Jesolo, a Caorle, dove ci sono dei movimenti registrati, come è emerso dalle ordinanze. Un grado di attenzione evidenziato anche dal blitz effettuato dalla DIA il 4 marzo presso i cantieri per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nei comuni di San Stino di Livenza e Latisana. Ha fatto dei controlli sui lavori e i cantieri della terza corsia sulla 4 per vedere che tutto fosse in regola, perché uno dei fenomeni che si è registrato in altri cantieri è quello anche del lavoro nero, di manovalanza che proviene da altre province, il fenomeno dei subappalti che è difficilmente controllabile, quindi col fenomeno del lavoro nero e con personale fornito dalla criminalità organizzata. L'onorevole del PD ha organizzato un ciclo di incontri su Facebook volti a sensibilizzare al fenomeno delle infiltrazioni mafiose. Il prossimo sarà con il procuratore di Venezia Bruno Cherchi e l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi.